Confronto centrale dall'Arcoveggio, un doppio chilometro per cavalli di 2 anni. Sono tutte femmine, tranne Davos dei Greppi. Lo schieramento: 1 Jinx, 2 Daytona di Cecco, 3 Davos dei Greppi, 4 Dolorean Wise, 5 Demetra Rock, 6 Diva Indal, seconda linea 7 Danea di Poggio. I favori sono per Jinx, numero 1, Antonio Di Nardo. In partenza sbaglia Dolorean Wise e va in vantaggio Davos dei Greppi, attaccato all'esterno da Demetra Rock. Demetra insiste su Davos dei Greppi, a contatto rimane Daytona di Cecco. Completamento dei primi 200 in 15,6 con Demetra che insiste, a questo punto passa in vantaggio dopo 250 metri di gara. In seconda posizione Davos dei Greppi, precede Daytona di Casei, quindi Jinx, ancora Danea di Poggio, mentre al largo cerca di progredire gradualmente Diva Indal. 31,3 il passaggio ai 400, con situazione tattica invariata anche ai 600 in 48,2, ritmo blando per questo primo segmento di gara. Sempre a condurre Demetra Rock nei confronti di Davos dei Greppi, poi Daytona di Cecco, è uscita all'esterno intanto Jinx. 800 iniziali in 1,5 scarso, da 1,21 la media al chilometro, ma ora Jinx avanza con estrema decisione e si porta in poche battute a ridosso di Demetra Rock, la raggiunge all'altezza del chilometro, completato in 1,21,4. Davanti alle tribune Jinx si porta su Demetra Rock e si trascina Diva Indal. A largo ha spostato anche Dolorean Wise rimessa, mentre in coda segue Danea di Poggio. 15,5 il parziale e siamo a meno di 800 dalla conclusione, con Demetra Rock che continua a condurre, Jinx che si impegna al sediolo, poi lungo la corda Davos dei Greppi a precedere Daytona di Cecco. 600 alla conclusione, 15,1 il parziale, corsa che comincia a ravvivarsi con Demetra che si mantiene comunque in vantaggio su Jinx, che attacca, per il momento è respinto dall'avversaria che affronta in vantaggio la curva conclusiva. Ora le due appaiate, con Jinx che mette qualcosa davanti a Demetra e tende ad avvantaggiarsi a 250 dalla conclusione, ma finisce di galoppo. Numero 1 e così scatta Diva Indal, ed è Diva Indal che si porta su Demetra Rock. Passa Diva Indal ai 100 finali, cerca ancora di difendersi Demetra Rock, ma Diva Indal ha energie più fresche e nel finale viene a concludere netta vincitrice. Secondo posto per Demetra Rock, probabilmente, che si salva da Davos dei Greppi all'interno. 1,18,3 il ragguaglio conclusivo, 34 a chiudere. L'errore di Jinx apre la strada a Diva Indal, che vince comunque nettamente questa sesta corsa all'Arcoveggio. In sediolo René Legati per il training di Edoardo Moni. Andiamo a rivedere le battute finali per il secondo posto. Forse il numero 5 di Demetra Rock si salva ancora dal numero 3 di Davos dei Greppi, ma ci sarà probabilmente fotografia, anche se ci sembra che il numero 5 Demetra Rock abbia ancora qualcosa davanti all'avversario sul traguardo.